Si è svolta lo scorso 18 febbraio un'assemblea dei soci dell'Associazione Culturale Penna Sottile. All'ordine del giorno le finalità e gli scopi, quindi la relazione del Presidente su quanto svolto negli anni precedenti e in prospettiva quelle da fare nel corso del seguente anno sociale, quindi la proposta di istituire delle commissioni tecniche tematiche. Noi siamo presenti sul territorio già da parecchi anni e all'inizio avevamo anche fatto un giornale ovviamente cartaceo, ma per la difficoltà che ha avuto la carta stampata e quindi per la poca lettura che si ha nel territorio, noi siamo stati costretti a sospenderlo, cosa invece che riprenderemo quanto prima con un giornale online. Penna Sottile ha avuto la prerogativa per prima di fare dei convegni a carattere storico e è interessante quello che facciamo non solo per il 4 di novembre, che ormai è una ricorrenza che annualmente si presenta e noi onoriamo, ma in modo particolare il giorno della memoria e del ricordo, che sono due date specifiche, una della giornata della memoria che è il 27 di gennaio e 15 giorni dopo del ricordo. Noi abbiamo accomunato le due celebrazioni tenendo presente che le vittime non hanno colore diverso, sono solo vittime e quindi in quanto tale noi li ricordiamo alla cittadinanza e in modo particolare coinvolgiamo le scuole in modo tale da portare il messaggio che la scuola deve studiare tutto ciò che sono gli avvenimenti che si sono verificati, ma principalmente conoscere la verità storica per evitare di ricadere negli stessi errori. E per quanto riguarda l'impegno che abbiamo preso tutti i convenuti all'assemblea dei soci che abbiamo fatto il 18 sera, c'è quello che è un'attenzione principale rivolta non solo alle esigenze dei cittadini e quindi delle esigenze sotto il profilo medico, sociale e civile. Principalmente abbiamo cominciato a fare delle raccolte firme per fare in modo da coinvolgere tutti nella richiesta dei propri diritti, cose invece che vengono completamente calpestate o non tenute assolutamente in considerazione. Questa è una delle cose che noi stiamo cominciando a fare con degli incontri che faremo con le autorità per sottoporre alla loro attenzione e quelle che sono le esigenze appunto che in modo particolare i disabili o gli anziani non riescono ad avere.